Eder. Mac. Pallister. Nella mattinata del 15 luglio 2025, la polizia scientifica ha effettuato una nuova perquisizione nell'abitazione di Sebastiano Visintin, in via del Verrocchio a Trieste. Questa volta gli investigatori si sono concentrati su alcuni strumenti ben precisi, i macchinari utilizzati per affilare i coltelli. L'attenzione si è focalizzata anche sull'andamento dei consumi elettrici dell'abitazione, nella speranza di ricavare informazioni sugli orari e le modalità d'uso degli apparecchi, probabilmente per individuare eventuali incongruenze nei movimenti dichiarati da Visintin. L'operazione si inserisce nel quadro di indagini sempre più approfondite che vedono l'ex marito di Liliana Resinovic indagato per omicidio. Già nel mese di aprile, in occasione di una precedente perquisizione, erano stati sequestrati oltre 700 utensili da taglio tra coltelli, forbici, guanti e un maglione. I nuovi accertamenti scientifici puntano a verificare se alcuni di questi strumenti possano essere compatibili con le modalità di aggressione ipotizzate dalla Procura. La morte di Liliana, avvenuta il 14 dicembre 2021 nel boschetto del parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni, è oggi considerata dagli inquirenti il risultato di un'azione violenta. Il sospetto è che Visintin possa averla uccisa per soffocamento, trasportando poi il corpo già privo di vita nel luogo in cui fu ritrovato settimane dopo, nascosto tra due sacchi neri. I dati raccolti nel corso della nuova perquisizione verranno ora analizzati in laboratorio per cercare eventuali tracce compatibili con le ferite, i tessuti o le fibre rinvenute sul corpo della donna o sui sacchi. Anche i consumi elettrici potrebbero fornire indicazioni cruciali, come per esempio picchi di utilizzo notturni o coincidenti con gli orari sospetti. Questa ulteriore mossa investigativa conferma che gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a Visintin, cercando prove tecniche e scientifiche che possano consolidare l'impianto accusatorio. Resta ora da attendere l'esito delle analisi e l'eventuale convocazione in aula per l'indagato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.